Vivaldi e Vivaldi Recomposed, un Vivaldi diverso, innovativo, più vicino ai giovani. Sì, spero, sicuramente. Richter è un britannico, un contemporaneo che aveva voglia di riscrivere queste stagioni ehm, con ritmi diversi, suoni diversi, curiosità diverse, emozioni diverse e credo sia interessante accostarle alle tradizionali stagioni di Vivaldi che tutto il mondo conosce. In che cosa sono diverse queste stagioni ricomposte, al di là appunto del ritmo? Allora, in realtà sono pensate esattamente come le stagioni di Vivaldi perché sono ciascuna in 3 movimenti e riprendono ciascuna temi e ritmi vivaldiani che poi lui rielabora. Quindi secondo me l'importante è non ricadere nello stesso modo di suonarle, voglio dire un forte di Vivaldi non sarà per noi, spero, un forte di Richter, cioè le penso molto più contemporanee come dinamica, come suoni, come ricerca di suoni, come caratteristiche emotive, insomma, mentre invece Vivaldi comunque è immerso nella natura, è molto più immerso nella natura, nella rappresentazione della natura e delle emozioni nostre in mezzo alla natura.